Sindaco, quando erano stati annunciati i lavori di restauro di Via Roma non erano mancate le polemiche in paese. Ora possiamo dire che a distanza di pochissimo tempo i lavori sono praticamente terminati. Ma i lavori sono conclusi, noi avevamo scritto 100 giorni dalla data di inizio, che era il 27 di luglio, e stiamo sforando di 10 giorni, quindi 10 giorni in un'opera pubblica penso possano essere concessi. Non solo, abbiamo fatto anche delle importanti economie di spesa nella realizzazione e queste economie verranno impiegate nella seconda parte del rifacimento della strada, quella asfaltata quindi, che però faremo per rispetto anche alle richieste dei commercianti dopo febbraio. Lei lancia anche un appello per rivitalizzare il commercio qui in paese. È difficile aprire un'attività commerciale oggigiorno, però noi a Rossano è un paese molto vivace, molto vivo, vogliamo ripristinare un centro commerciale a cielo aperto. La via è nuova ed è bellissima, abbiamo delle case completamente rifatte, dei palazzi completamente rifatti, possiamo anche pensare a delle agevolazioni per i giovani che intendono aprire un commercio a Rossano.